Eder, Mech, Pallister. Siamo in progress con una programmazione di accertamenti e ora vedremo, poi insomma credo che le somme le dobbiamo tirare alla fine. Noi ci siamo occupati, il professor Vanin, della parte degli indumenti, l'abbiamo guardati tutti, siamo partiti dai sacchi, sono stati ritrovati un'entomofauna molto probabilmente ascrivibile a formicidi, a formiche, nell'interno dei sacchi della parte alta, che non ci stupisce perché ovviamente l'insetto è stato attratto dalla presenza, dall'odore di Liliana in quel posto. È uscito dal nido e ha localizzato il cadavere. Ecco. Non possiamo dire sicuramente da quanto sono lì, possiamo fare una relazione che il professor Vanin adesso ha condotto in maniera egregia sulla temperatura e vedremo anche le piogge, perché ovviamente gli insetti in caso di pioggia non escono. Ovviamente dovete immaginare che era freddo, non era una colonizzazione massiccia, però questo mi contrasta con il fatto che una formica è uscita dal nido, ha fatto tutto questo sforzo d'inverno per localizzare e non ha lasciato nessuna lesione sul corpo, sulla cute di Liliana. Questa è una cosa alla quale vogliamo dare una risposta. Vorrei sottolineare che sono intatti, che sembrano nuovi, così come possiamo dirlo gli indumenti. Vi ricordate che Liliana aveva la parte del fondoschiena esposta all'esterno, alle intemperie, erano in un boschetto? Sono nuovi, comunque indumenti chiaramente puliti, non indossati da poco, che è inspiegabile il fatto che trovandosi in un bosco non si sono sporcati. Il corpo si è rovinato perché la bara in cui è stato custodito non era zincata. L'agenzia non ha parlato di questa cosa quando eravamo tutti lì. Sebastiano voleva cremarle e loro gli hanno portato una bara leggera non adatta alla conservazione. Intanto l'Abruzzone, che da ieri sembra più moderata di prima, lascia trapelare l'ipotesi che i sacchi possano essere stati aggiunti in seguito al decesso di Liliana, quindi ore o giorni dopo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.